Allora, di che cosa parliamo in questo super rapido incontro? Giovani e lavoro 4.0. Inizio sospirando perché vorrei darvi delle soluzioni che non ho, però parto con un'idea. Li vedete questi bambini? Sono 16 bambini dell'asilo. Noi sappiamo già, relativamente a una ricerca della Stanford University, che di questi 16, 6 faranno lavori che conosciamo. Saranno ingegnere e ingegneri, economisti e economiste, infermiere e infermieri, medici, insegnanti universitari, cameriere e camerieri. 10 di questi noi non sappiamo che cosa faranno. Quindi il diritto del lavoro non ha ad oggi la sfera di cristallo e non sono qui per avere lo sguardo così lontano. Nessuno oggi può seriamente fare una previsione di qui a 20 anni. Questa è la vostra fortuna. Mentre vi stanno continuamente dicendo che il mercato del lavoro è un'incertezza perpetua, dovete godere di questa incertezza. Non fatevi trascinare verso il basso dall'idea che oggi non si sa. Non lo sa nessuno. Non è che non lo sapete voi, non lo sa la gente come me che non fa altro tutto il giorno, quindi è un pochino frustrante per me. Però cerco di condividere le mie perplessità con voi dicendovi che cosa invece vedo. Quindi non ho i super occhiali con cui vedo lontanissimo, ma ho, mio malgrado, dei buoni occhiali con cui vedo da vicino. Che cosa vedo? Innanzitutto io vedo da giurista del lavoro. Cosa vuol dire? Che io sono una di quelle persone noiose che studiano le leggi. E le studiano perché? Questo me lo sono chiesto tanti anni fa quando ho iniziato a farlo. Le studio perché le voglio capire. E quando le ho capite le voglio spiegare. E voglio fare in modo che le persone non siano schiave delle leggi, ma che le possano usare per vivere bene. Quindi il diritto del lavoro studia persone. Fra tutti i diritti possibili, non so se sapete che cosa si studia all'università giurisprudenza, ma si studia diritto romano, come erano le leggi dei romani. Molto carino, ma alla lunga, sì, i romani sono tutti morti. Quindi non sono portata per la storia, neanche del diritto. Poi si studia diritto internazionale, come gli stati risolvono i loro problemi fra loro, ma gli stati io non li trovo molto interessanti. A me piacciono le persone e il diritto del lavoro è quello che cambia la vita delle persone. Quindi in quel mare arido di diritto, il mio parla di persone. E in questo contesto cerco da giurista di dirvi com'è oggi il lavoro 4.0. È un lavoro che non vive più di contrasti. Non ci sono più i segni distintivi bianco-nero, non funziona più così. E non funziona più così, il diritto a un certo punto mette una legge, fa il riassunto di una situazione, però non funziona più così da almeno 20 anni. E entro nei dettagli. Non esiste più nel diritto del lavoro pubblico e privato. Fino a anni fa la sfera privata del lavoratore era sacra, inviolabile, intangibile e non interessava al datore di lavoro, che né poteva andare a cercare qualcosa nel privato del lavoratore né ne aveva i mezzi. Oggi i mezzi glieli date voi. Se adesso vi mettete a googolarmi, trovate di me cose che risalgono, cose in rete che risalgono a quando ho fatto l'Erasmus nel 2000-2001. Cosa vuol dire? Vuol dire che la rete non vi dimentica. Ecco, vi pregherei di non andare a cercare che cosa ho fatto nel 2000-2001. Sarebbe carino da parte vostra, però la rete non vi dimentica. Allora, quello che consegnate a un qualsiasi social network è andato. L'avete regalato a chi? A chiunque. Quel chiunque può essere una persona come un cacciatore di teste, può essere un datore di lavoro che vuole un pretesto per mandarvi via,
può essere un collega che vuole far sapere di voi qualcosa che forse voi non vorreste far sapere. Allora, avete una sfera del privato possibile, che esiste, non regalatela al mercato del lavoro. Dall'altro lato, usate questa mancanza di privacy, ovvero spostate il confine del vostro orizzonte fuori da casa vostra. Siete sui social? Valutate quali social. Per il diritto del lavoro c'è un'enorme differenza fra consegnare informazioni a uso professionale e carpire informazioni. Per cui il diritto del lavoro potrà darvi qualche appiglio per tutelarvi in queste condizioni, ma non pensate di dover agire in retromarcia, non pensate di dover un giorno difendervi, costruitevi una reputazione social perché quella sarà quello che avrete nel mercato del lavoro. Quindi il mio primo punto è il mercato del lavoro, il lavoro 4.0 non divide più fra pubblico e privato, siete quello che c'è nei social. Potete sempre farmi delle domande mentre parlo, senza problemi, siamo qui per chiacchierare, non siamo qui per una lezione universitaria, dove peraltro i miei studenti possono anche fare domande. Non c'è un luogo del lavoro, non esiste più il luogo di lavoro, ovvero non esiste sempre, non esiste per tutti. Ci saranno fasi e fasi del lavoro, ci saranno momenti in cui avrete un luogo di lavoro fisico, l'ufficio, l'azienda, la pubblica amministrazione, ci saranno fasi in cui non l'avrete, anche all'interno dello stesso rapporto di lavoro. Facciamo il mio esempio. Io sono attualmente una dipendente dell'università e lavoro molto spesso da casa. Quindi la mia divisa di lavoro è un pigiama e il mio orario di lavoro inizia alle 4:30 del mattino perché mia figlia si sveglia alle 7 e io voglio dedicarle quell'ora che va dalle 7 alle 8 del mattino. Per fare questo sposto la sveglia indietro. Fra l'altro è abbastanza divertente perché mia madre non riesce a concepire che io mi alzi alla stessa ora del fornaio. Però io lo trovo una grande opportunità per me. Attenzione però, se non c'è un luogo di lavoro, la sicurezza del vostro luogo di lavoro è quella che voi darete a quel luogo. Normalmente nel diritto del lavoro è il datore di lavoro a occuparsi della sicurezza del posto e si occupa sia del fatto che qualcuno non vi molesti, e quello che leggete oggi in questi giorni sui giornali è molto chiaro, sia si preoccupa del fatto che voi, o si dovrebbe preoccupare, perché qualche volta non lo fa, o qualche volta non lo sa, del fatto che voi viviate in un ambiente, e voi lavoriate in un ambiente lavoro sicuro. Sicuro dal punto di vista quindi anche della salute. Bene, in questo contesto, quello del lavoro 4.0, sono affari vostri. Volete lavorare nei peggiori bar di Caracas? Fatelo. Però poi non lamentatevi perché la vostra gola si è seccata in un ambiente pieno di gente che fuma. Quindi nel lavoro 4.0 la preoccupazione per la salute del lavoratore ricade sul lavoratore. Questo per le aziende è una grande opportunità, perché salute uguale costi. Quindi poter addossare a voi questi costi per le aziende è molto buono. Fatelo, come si dice, con accortezza. Io mi sono imposta di non lavorare al PC dopo le 23 di notte. Perché? Perché ne vale la mia salute, altrimenti lavorerei sempre. Questo cosa vi dice anche? Che se non c'è un luogo di lavoro, molte volte non c'è neanche un orario di lavoro. Allora questo lavoro 4.0 è anche il lavoro senza orario. Dire che il lavoro è senza orario vuol dire che il riposo non ce l'ha. Rovesciamo, no, la frittata. Questo vi porta al burnout, cioè alla preoccupazione da lavoro così esasperata da portarvi a lavorare sempre e rovinarvi la salute.
e allo stesso tempo vi porta alla condizione di non godere del riposo. Fate attenzione, lo spostamento nel lavoro 4.0 è sempre dall'impresa al lavoratore. Mentre era l'impresa a occuparsi della vostra salute e del vostro tempo di lavoro, nel lavoro 4.0 dovete sempre essere voi a farlo. Questo non vale sempre, non vale per tutti, non vale in tutti i momenti del lavoro. Se voi conoscete, avete sentito parlare di smart work o lavoro agile, la gran parte delle aziende che lo sta sperimentando lo usa per al massimo un giorno a settimana. Quindi ad oggi voi avete 4 giorni di ufficio, 1 di smart work, parlo di giorni teorici, e 2 di riposo. In realtà che cosa succede? Quello che stiamo vedendo è che il tempo di lavoro e il tempo di non lavoro si intersecano continuamente. C'è una volta era una membrana impermeabile, oggi è una membrana permeabile. Tempo di lavoro e di non lavoro si parlano continuamente. Questo per il datore di lavoro va benissimo, questo forse per il lavoratore va meno bene. Sta sempre a voi mettere un confine. Cerco di dirvelo anche in altre parole. Quest'estate, per la prima volta nei miei ormai 16 anni di lavoro, il 31 luglio ho messo un avviso di vacanza alla mia mail. Salve, sono assente fino al 31 agosto. Non contattatemi, non risponderò alle email. Che cosa è successo? Che dopo i primi 3 giorni non ne ho ricevute più. Quindi il mio tempo di non lavoro è stato rispettato. Ciò nonostante, chiaramente io le ho sbirciate, quindi non sono veramente guarita. Però ci sto provando, credetemi, ci sto provando. Cosa vuol dire? Che si può gestire un tempo di lavoro e non lavoro. Non vuol dire che non dovete lavorare. Vuol dire che dovete gestirlo. Dica. Questa è un'industria pordenone, questo è il paron. Dimmi. No, la curiosità, dato che sono assolutamente d'accordo su tutto quello che ha raccontato ed è estremamente interessante e sia profondo, no? Quello che però ogni tanto sostengo, ma in maniera molto semplice, forse anche banale, cioè quello che chiamo contrattazione collettiva del lavoro, cioè si sta muovendo su questo fronte, ci sono delle giornate, perché quello che racconta lei, no? È bellissimo ed è assolutamente in linea con probabilmente come pensavo tutti noi, no? Giovane, però tutto il mondo sindacale, voglio dire, penso sia un po' attento, molto rigido su questo. Allora, prendo subito la palla al balzo. La prima è questa: le nuove regole sullo smart work non richiedono accordi sindacali. Per cui se un datore lavoro vuole proporre lo smart work, il lavoro agile, quello un po' che lavori al lavoro, un po' lavori dove vuoi, ai lavoratori, lo può fare direttamente. Però faccio uno spottone, come chi mi ha preceduto mezz'ora fa, porto le lodi a casa mia, abbiamo appena finito una ricerca, io ho pubblicato un libro in cui cerco di spiegare perché ci dovrebbero essere questi accordi di smart work. Per cui io l'ho spiegato per la pubblica amministrazione, però il tema è lo stesso. Se c'è un accordo, c'è un filtro sindacale, va bene per tutti. Io sono assolutamente pro sindacato quando il sindacato fa il suo lavoro. Dall'altra parte, oggi le aziende, se vogliono, possono superarlo e gli accordi di smart work si fanno ogni giorno. Quello che sta diventando interessante è che gli accordi di smart work, ma lo dico per noi che siamo del settore, saranno un veicolo anche per la produttività aziendale, ma di questo magari parliamo un'altra volta, perché credo che qui adesso dobbiamo capire che cosa vi aspetta come mercato del lavoro, quali regole possiamo avere. Allora, io ho provato a fare così, però non si legge bene lo schermo del computer in spiaggia, quindi mi sono costretta a spegnerlo. Non mi nascondo, questo mercato del lavoro non è il mercato del lavoro tutte rose e fiori, come il collega vi stava dicendo, no? In realtà è anche un mercato del lavoro, e chi c'era a
2 incontri prima di questo, forse l'ha anche sentito da Confindustria, il mercato del lavoro è anche un mercato del lavoro di lavori che durano poco. Quindi un'altra distinzione che viene meno è lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato. Cosa vi sto dicendo? Che non esiste più il lavoro a tempo indeterminato? No, certamente esiste, ma non è quello dei vostri genitori, non è nemmeno quello dei miei genitori e non è nemmeno il mio. Io ad oggi, all'età di 39 anni, non ho un posto a tempo indeterminato. È chiaro? Non sono morta. Ho sempre cercato di però sfruttare l'opportunità del tempo determinato. Cosa vuol dire? Che non ho mai cercato di convincere quel datore di lavoro che io avrei lavorato soltanto da lavoratore a termine. Ve lo dico anche sempre in altre parole. Nel mercato del lavoro entrerete a tempo determinato o entrerete come apprendisti. L'apprendistato è un contratto particolare in cui avrete naturalmente lavoro e formazione. Questo contratto, se poi funziona, può convertirsi in un tempo indeterminato. Tecnicamente è un po' diverso da così, ma non ci interessa in questo momento, non siamo qui a fare la lezione di diritto. Quello che mi interessa è il meccanismo. Entrerete molto probabilmente con un contratto a termine. Io personalmente ne ho avuti 4 o 5 fino adesso, forse 6 adesso che ci penso. Bene, prendete il termine, il contratto a termine per quello che è. E cioè, mentre siete lavoratori a termine, non rinunciate a cercarvi un altro lavoro e non rinunciate a formarvi e a rimanere nel mercato del lavoro, perché voi, da lavoratori a termine, vi dovete muovere nella convinzione che il giorno in cui il contratto a termine finisce, finisce. Non dovete pietire un contratto a termine nuovo. Dovete cercare un'opportunità migliore, tenendo anche presente che se siete dei dipendenti, le nuove leggi sul mercato del lavoro permettono di avere l'indennità di disoccupazione anche a chi perde un contratto di lavoro a termine e anche a chi non è un lavoratore dipendente in senso proprio, ma è un collaboratore, cioè un soggetto che ha una dipendenza un po' attenuata rispetto al datore lavoro. Quando faccio le lezioni di diritto lo spiego meglio, lo spiego in modo preciso, ma ripeto, non è quello che ci interessa. Quello che mi preme è che sappiate che dopo un lavoro a termine non c'è il diluvio universale, c'è l'indennità di disoccupazione per un po' che vi tampona e c'è un altro lavoro, oppure tornare a studiare, oppure anche andare all'estero, però tornate, grazie. Questo mercato del lavoro non è fatto solo di lavoratori dipendenti. Io sono stata una lavoratrice autonoma insieme ai miei vari contratti a termine per 10 anni. Nel 2017, con la legge 81, il nostro legislatore si è preoccupato anche di estendere un po' delle tutele dei lavoratori subordinati, per farla breve, malattie, infortuni e gravidanza, e paternità e genitorialità, mettiamola così, anche al lavoro autonomo. Quindi anche la distinzione autonomo-subordinato è una distinzione che è diventata meno forte. Io non so come voi immaginiate i lavoratori autonomi. Quando io sono uscita all'università mi immaginavo che gli autonomi fossero tutti ricchi ma si ammazzassero di lavoro e che i lavoratori subordinati fossero felici ma più poveri. Non è proprio così. Affatto. I lavoratori autonomi sono quelli che hanno patito la crisi più di tutti, tant'è che la miseria di posti di lavoro che c'è, perché ci sono complessivamente meno posti di lavoro di prima attualmente e meno posti di lavoro a tempo pieno, bene, questa miseria di posti è determinata dal fatto che mancano le partite IVA e nella nostra regione questo dato è particolarmente rilevante perché siamo una regione più vecchia degli altri, quindi normalmente sono i giovani
ad avviarsi al lavoro autonomo, non i vecchi, e siamo anche una regione che oltre a essere più vecchia ha avuto più emigrazione di qualità, quindi se ne sono andati i giovani che potevano aprire le partite IVA e non l'hanno aperte, erano anche meno rispetto alle altre regioni. Il risultato qual è? Che ci sono meno autonomi. Io non butterei a mare l'idea che il mercato del lavoro dei giovani, lavoro 4.0, sia di nuovo anche lavoro autonomo. Oggi la fiscalità sta tornando a essere favorevole. Quanto paga di tasse un lavoratore dipendente? Facciamo una media, aliquota media 28%. In realtà è un po' più alta se i lavori sono buoni, facciamo 33 se il lavoro è buono. Quanto paga di tasse un autonomo che guadagna fino a 30.000 euro? Il 5%. Allora, fra il 5 e il 28 sono già 23 punti, quindi un quarto del vostro stipendio che vi rimane in tasca e non se ne va in tasse, che è sempre bello. E oggi si sono anche abbassati i costi della previdenza, che per un periodo sono stati molto elevati anche per gli autonomi. Quindi, ripeto, per me lavoro 4.0 non è autonomo o subordinato, può essere quello e quello, oggi uno, domani l'altro o anche insieme, perché su questa cosa io tormento i miei studenti, ma qui abbiamo l'occasione di dircelo, non è che se siete dei lavoratori dipendenti non potete essere anche autonomi, basta che non facciate concorrenza al vostro datore lavoro. Per cui, se avete un'idea che vi frulla in testa, ma nel frattempo dovete pagare l'affitto, lasciatela frullare e pagate l'affitto col lavoro che avete. Perché qui la vicenda è quella per cui non starete fermi. I miei genitori hanno fatto lo stesso lavoro dai 20 anni ai 55, perché loro andavano in pensione a 55. Lo stesso lavoro. L'hanno colorato durante, no? L'hanno fatto loro vario, ma il lavoro è stato sempre quello, il datore lavoro è stato sempre quello. Questo non succederà a voi, neanche a me è successo. Non è un male, perché? Perché il punto cruciale è che, ripensate a quei 16 bambini della foto iniziale, dobbiamo tenerci aperte tante possibilità, e la possibilità è quello che avete sempre sentito chiamare lifelong learning, che è the key to success. La chiave del successo è rimani nel percorso della formazione. Allora, in questo percorso, una parte l'avete già fatta, siete laureati o laureandi o interessati al mercato del lavoro di un certo tipo, di una certa qualità. Insieme a quello, però, non dimenticatevi che la piramide è questa. L'85% delle competenze che vi servono al lavoro, l'85% sono soft skills. Sono competenze diverse da quel 15% di hard skills che sono le vostre competenze di studio. Questa è la nostra laurea, e io parlo di laurea perché oggi la chiave del successo nel mercato del lavoro è la laurea. Che ve ne dicano, abbiamo un'università eccellente e non a caso i nostri laureati lavorano ovunque. Io da neolaureata avevo più proposte di lavoro dall'estero che in Italia, quindi tanto male non siamo, e però dovete lavorare su quell'85%. Dove lo prendete quell'85%? E che cosa sono le soft skills? Sono capacità di adattamento, sono capacità di lavorare in gruppo, risolvere problemi, apprendere cose nuove, insegnare cose nuove ai colleghi, essere inseriti positivamente in un ambiente di lavoro. Voi qui siete nel posto giusto. Siete nel posto giusto perché, intanto, perché avete già fatto il 15%. Ci torno indietro, ma
scusate, torno indietro. Avete già fatto, state finendo il 15%. Oggi io vi dico che vi manca quell'85%. E lo dico a voi perché l'ho detto anche a me. Siete nel posto giusto perché fra poco iniziano le sessioni sul volontariato, il terzo settore, che è dove dovete attingere a piene mani e dare a piene mani per acquisire quelle competenze. Perché nell'etica diventerete persone migliori, non nello studiare di più una piccola cosa oggi. Il mercato del lavoro richiede persone migliori. Allora, a me è fatto piacere incontrarvi, sono a vostra disposizione se avete domande. Mi trovate all'università, Anna Zilli, e vi auguro di proseguire su una buona strada. Grazie.